iniziato. Grazie. Avevo iniziato questa mia partecipazione a questo evento, a queste presentazioni di libri, parlando di giovani e parlando anche di fenomeni culturali all'interno di questa comparsa, di questo nuovo personaggio dei giovani, e ho citato anche, soprattutto per gli americani, notoriamente si dice che la storia della gioventù americana, quindi forse anche la storia culturale degli Stati Uniti, è iniziato nel 62-63, la prima volta che Elvis Presley va in televisione. Quindi avevo citato appunto Elvis Presley, che ha avuto, come un po' tutte le manifestazioni culturali americane, poi sono arrivate dopo qualche anno anche in Italia. In Italia ovviamente Elvis Presley venne in qualche maniera imitato da Adriano Celentano, che, lo dicevo prima, in realtà è quello che ha scritto la prima canzone che si può considerare ecologista, con i ragazzi della Via Glu, che è la prima volta che in una canzone si parla dell'invasione del cemento e della scomparsa del verde e dell'erba. Ovviamente si riferisce a Milano, è tutta una cosa molto ingenua, ma per allora fece abbastanza scalpore. Invece, sempre a proposito di giovani, passando credo almeno 10-12 anni dopo, parlando sempre di giovani e di giovani generazioni, che perfino io sono stato giovane anch'io, e negli anni 70 la canzone che vi canto adesso, che è in italiano, è una canzone popolarissima, e che manifesta ancora una volta come per le giovani generazioni di allora la militanza politica, anche per cercare di spostare l'Italia, di far avanzare l'Italia in una certa direzione, è sempre andata mano in mano con una visione che si può definire ecologista, anche se anche lì in un modo anche molto variegato e non sempre maturo, però l'idea anche un po' ingenua, no? di tornare alla natura, di contrastare il consumismo più aperto e più becero, magari appunto delle generazioni precedenti, era diventato in realtà molto più forte, anche più politicamente più fondato, e questo si capisce anche da questa canzone di un autore che è Pierangelo Bertoli, che è particolarmente amato in Sardegna, perché ha lavorato ha cantato con i Tazenda. Di Pierangelo Bertoli vorrei solo leggere, visto che appunto leggere un paragrafo, si dice, una strofa di un'altra sua canzone che finisce con la parola, che è stata più volte citata anche in tutti gli interventi, e che riguarda magari forse non noi in maniera così diretta, ma per coloro che verranno. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Grazie ancora a Giuseppe Manias e a tutti voi di Serramanna e di Strangius per avermi invitato, e al prossimo anno. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento
malati di morte. Il freddo interessa la vita, ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che viva e invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. E un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si avvolta di un nero sudario e presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inquinare le stelle, la guerra tra i soli e i crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconchiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. Grazie, grazie davvero. Grazie Stefano. Inviterei gli ultimi ospiti per chiudere la serata, quindi invito Giannozzo Pucci con il coordinatore Alessio Unnis. Buonasera. A me il compito, anzi il privilegio di presentarvi una persona eccezionale. Oggi si chiamerebbero influencer, no? Ma è quello che è successo a me personalmente quando investito della fiducia di Peppe del comitato, mi è stato dato appunto il compito di coordinare la rigenerazione del bene comune, una visione ecologica di governo. Nella persona di Giannozzo Pucci, fiorentino, ho riscoperto l'amore per la natura considerata come una persona. Abbiamo tutti davanti agli occhi le immagini dell'alluvione delle Marche, no? Con quei ragazzi che arrivano da ogni dove a raccogliere il fango. Ecco, lui è stato uno dei coordinatori degli Angeli del Fango della sua Firenze nel 66. Da quel giorno però nel suo cuore ha sentito che l'alluvione ben peggiore sarebbe stata quella della disumanizzazione del consumismo. E quindi lo considero non solo
un filosofo, un politico, un agricoltore, un urbanista, ma un creativo nel mio ambito, che è la pedagogia, da insegnante. Leggendo soprattutto la prima parte del libro mi sono reso conto che forse sarebbe stato meglio che ci fossero stati dei politici a parlare con lui stasera, e sono confortato dalla presenza di chi ci ha preceduto e ha portato il livello appunto del dibattito così in alto. Spero che per colpa mia non si abbassi, ma ci sarà soprattutto Giannozzo a tenerlo elevato. Quindi volevo dirvi un po', sedendoci, accomodandoci, perché come è stato il mio incontro con questo pamphlet. Prendendolo tra le mani, il suo colore, la voglia appunto di affrontarlo, pur nella sua umile e piccola creazione, ho colto fin dalle prime pagine una potenza incredibile, la potenza dell'umiltà, del linguaggio non violento. Qui c'è l'ABC di tutto quello che abbiamo visto prima, ma qualcosa in più. Nella prima parte tu entri nel DNA della Laudato Si di Papa Francesco. Nella seconda parte, invece, hai l'opportunità di entrare in questa che è stata per Giannozzo una grande intuizione. Fare delle 7 opere di misericordia corporale, 7 temi, per rimboccarsi le maniche e lavorare veramente per la rigenerazione del bene comune. Dopo essere arrivato alla 20ª pagina, vi dico che mi è venuta voglia di uscire in strada e cominciare a raccogliere tutto quello che di plastica e di carta vedessi almeno nella via del mio paese. Al punto che i miei vicini di casa mi hanno detto: ma che stai facendo? Dai quella scopa! Che medicine ti dà tua moglie per essere così fuori di testa? E insomma, proprio questo è successo almeno a me, no? La potenza di cui parlavo, di questo nostro influencer silenzioso, che già ha trasformato il suo paese, che friggeva nella sedia quando sentiva parlare di tante consapevolezze ben espresse prima, mi ha portato a questa domanda: ma io cosa posso fare come cittadino di Serramanna? Come posso fare come insegnante? Come posso fare come marito, padre di 2 ragazzi adolescenti? Intanto continuare ad alzare le antenne e rivolgermi a degli specialisti. Leonardo da Vinci diceva che le opere senza scienza portano un occhiero da nessuna parte. Ecco, in questo libro ci sono delle indicazioni concrete, ci sono degli spunti, soprattutto nella seconda parte, che potrebbero essere utili non solo ai politici di tutti i livelli, ma soprattutto a noi cittadini, dal basso, per fare almeno qualcosa per migliorare il nostro mondo, quel mondo di cui siamo sempre meno innamorati. Ecco, proprio questa è la mia piccola aspettativa per stasera, che uscissimo da Strangius con una visione, la visione di Giannozzo Pucci e di tutte le persone che pensano che occuparsi del bene comune sia una delle cose più belle e foriere di felicità che un essere umano può pensare, può augurare per se stesso. La parola a Giannozzo Pucci. Allora, la prima cosa che mi viene, innanzitutto vi ringrazio di avermi invitato, di avermi chiamato. Diciamo, io faccio soprattutto l'editore, quindi ogni tanto capita da tutta una serie di conoscenze, di analisi, di persone, eccetera, di cercare di fare una sintesi. Questo è stato il senso che mi ha spinto a questo librettino, perché quando ho fatto il primo non avrei mai pensato di farne un secondo, insomma.
Ecco, la prima cosa che mi viene in mente pensando al bene comune è che il bene comune ha due caratteristiche. Una è quella di essere gratis e la seconda è quella però di esigere la responsabilità. Cioè, tu puoi avere tutto gratis se sei responsabile, che in fondo è stato, diciamo, forse la vocazione della mia vita, perché quando ho partecipato all'alluvione di Firenze era un momento speciale, perché noi facevamo cose utili per la gente che le chiedeva nel momento e non pensavamo, a mangiare si trovava da mangiare. C'era tutti i nostri bisogni erano soddisfatti all'essenziale. Ecco, da quel momento mi sarebbe piaciuto fare tutta la vita così. Ecco, quindi questa è la caratteristica del bene comune, cioè il bene comune è gratuito ma richiede la nostra responsabilità, richiede che si faccia qualcosa. Al contrario della delega. Quando si delega si paga. Dalle cose più giuste, le tasse, le giuste tasse, no? Fino alle cose su cui tutto il mondo ruota attorno. Parlando di agricoltura, sono molto d'accordo con quello che è stato detto prima, però c'è una differenza fondamentale fra l'agricoltura contadina e l'agricoltura industriale. L'agricoltura industriale non è fatta per dare da mangiare alle persone, è fatta per vendere e per avere soldi, avere denaro, ora sempre più astratto, diciamo, però denaro. Questo è lo scopo dell'agricoltura industriale. A cosa serve quello che si coltiva? Non importa. Che si faccia il mais, che poi si brucia nelle stufe oppure si mangia, non importa. L'importante è avere il denaro. Invece l'agricoltura contadina ha due caratteristiche fondamentali. Il contadino fa parte di una comunità e produce possibilmente sia i suoi mezzi di produzione, o almeno una parte importante dei suoi mezzi di produzione, e il cibo. E non solo il cibo, ma i prodotti che gli servono e servono alla comunità che ha intorno. Questa è la differenza. Quindi il contadino può mirare al massimo della qualità. Perché io sono sempre stato un po' scettico, anche se sono state utilissime tutte le regole del biologico, perché l'agricoltura biologica fatta per vendere si attesta sul minimo delle regole, mentre al mercato che ho iniziato nell'84 a Firenze si punta, non si chiede la certificazione, ma anche andando a visitare si punta a quelle persone che hanno la passione di mirare al massimo. E questo è un elemento molto importante. Sempre per riprendere una parte delle cose che sono state dette. Per quanto riguarda l'urbanistica, io credo che l'unica cosa importante sia distinguere nettamente la città dalla campagna. Per cui valicare il limite della città per estendere la città alla campagna è una scelta fondamentale di una comunità, perché allora si allarga la città. E un altro elemento fondamentale è che la città deve essere divisa in comunità, in rioni, nei quali a 10 minuti a piedi si possa trovare tutto quello che ci serve. E così si previene il traffico. Ecco, questi sono due spunti così, perché poi ci sarebbero molti altri da dire, anche perché Tanto che alcune università americane scelgono i borghi medievali dell'Umbria, della tua amata Toscana. Di studiarle per cercare in qualche modo di ripeterle, almeno nell'insegnamento. Tu no? Che tipologia di città sogni? Hai visto anche Serramanna? Sì, ma io penso giorni. Che ogni città in qualche modo ha la sua storia, la sua tipologia, eccetera. Però non deve innamorarsi di miti moderni, cosiddetti esterni, eccetera. Deve studiare se stessa e quando si estende deve mantenere la sua identità anche nell'estendersi.
Io quello che mi piace molto questo discorso delle costruzioni in terra, perché ritornano terra come siamo noi. Ecco, parlando di rifiuti, noi siamo terra e terra dobbiamo ritornare. E polvere, no? Ma la polvere non è una cosa minerale, contribuisce, ecco, quando si dice tumulazione o inumazione. Inumazione, perché dobbiamo ritornare humus, perché noi facciamo parte di questa incredibile orchestra dell'universo e della Terra, in cui ogni essere si dona agli altri esseri e via dicendo. Quando si esce da questo, quando si inquina tutto questo, siamo fuori. E quindi la nostra scelta va fatta. Allora questa scelta si deve, secondo me, perché tutte queste cose che abbiamo sentito stasera sono cose che ci colpiscono molto dentro, ma cosa facciamo? Ecco, secondo me ci sono due cose fondamentali da fare anche qui. La prima cosa è che chiunque abbia voglia di fare, costruisca nel suo territorio, nella sua comunità, nel suo luogo, una comunità che si responsabilizzi. Se a Serramanna c'è qualcuno, basterebbe il 10% della popolazione, che non è tanto, visto che sono, o anche il 3%, che inizia a dire, beh, vediamo i nostri rifiuti, i miei rifiuti, appunto i rifiuti miei di famiglia, ma anche noi come comunità, guardiamo cosa sono, cosa produciamo di rifiuti, di cosa possiamo fare a meno. Ecco, secondo me dobbiamo iniziare ad avere degli obiettivi molto, molto, molto ambiziosi. Non accontentarci di, vabbè, adesso consumiamo un po' meno. No, come facciamo a eliminare tutti gli inquinamenti dalla nostra terra, dalla nostra acqua, dai nostri vestiti, dal nostro tipo di accoglienza? Come facciamo? Anche se ci mettiamo non so quanto tempo, mettiamo le nostre centri di ricerca a fare le ricerche di come eliminare i disastri che sono stati fatti, come eliminare gli inquinamenti dalle falde, per esempio. Gettiamoci su questo, siamo arrivati sulla Luna, forse è più difficile questo che arrivare sulla Luna? Ecco, ma se manca una volontà a livello locale che inizia, perché gli amministratori chi hanno davanti? Si hanno davanti il popolo che cercano di amministrare il meglio che possono con le varie cose, eccetera. Ma io perché mi sono ispirato alle 7 opere di misericordia? Perché fare una politica che renda possibile agli individui. Era una domanda che ti volevo fare. Le 7 opere di misericordia significa non fare una politica per contentare quello o contentare gli altri, per la rivendicazione di destra o la rivendicazione di sinistra. Fare una politica per il bene comune, cioè per il bene. E nel bene tutti qualcosa devono sacrificare. È un'altra visione rispetto, ecco, vabbè, quindi è così difficile concepire la politica come unanimità, no? Il mettere insieme rosso, bianco, blu, verde è difficile. Tu hai già citato 2 opere di misericordia corporale, se non sbaglio: seppellire i morti, lì eliminare i rifiuti, e poi alloggiare i pellegrini, ossia abbellire le nostre città, renderle più ospitali, pensare a costruire le case in maniera ecosostenibile. Ma come si fa a ridurre i rifiuti a zero? Quali azioni dovrebbe portare avanti una politica locale, così dal basso, per cominciare a ridurre tutti questi rifiuti, la plastica, abbiamo detto, la chimica? Voglio dire, dobbiamo fare i conti anche non solo con il consumismo, ma anche con una cultura, no? La cultura è la base della politica, cioè se non c'è la cultura non c'è la politica. Cioè, in base a quello che abbiamo in mente, noi si agisce.
Se nella nostra mente, ma io mi sono reso conto, ormai ho partecipato a tutte le battaglie possibili e immaginabili, il 68, il 77, l'antinucleare, e tutto l'inizio dei movimenti verdi, e tutte queste cose qua, no? Ma poi ho visto che noi avevamo nella testa ancora delle concezioni ottocentesche, anche quando avevamo un certo potere di fare le cose, e quindi in qualche modo ci siamo involuti, sia la sinistra che la destra. Io conosco soprattutto la sinistra, ma voglio dire, dappertutto un po' è stata ed è la stessa cosa. Io penso che la cosa fondamentale sia iniziare dalla gente, perché sennò gli amministratori non si trovano davanti solo chi sta sopra, ma chi sta davanti hanno le spinte, ma non hanno una cultura che cresce e che va in una certa direzione. Questi problemi qua di come si fa a meno della plastica, eccetera, vanno posti guardando la merceologia dei nostri rifiuti. E allora deve venire fuori, per esempio, che l'obsolescenza programmata va eliminata il più possibile, e deve venire dalla gente. Ogni comunità che nasce, io la vedo, non so se vi ricordate quell'articolo di Pasolini pochi mesi che uscì prima della sua morte, che uscì su Corriere della Sera, in cui il famoso articolo delle lucciole, no? In cui diceva le lucciole stanno sparendo, io darei tutta la Mount Edison per una lucciola, no? Ecco, io cercherei di fare la poesia, diciamo, opposta. Sono tornate le lucciole. Ecco, che ognuna di queste comunità di persone semplici, pratiche, donne di famiglia, eccetera, che davanti alla realtà dicono: questo è il problema, come si fa a affrontarlo? Da queste domande devono venire fuori le risposte da tutti le migliori intelligenze e anche i migliori centri che ci siano, però devono anche venire fuori degli obiettivi, ma gli obiettivi pratici. Io considero il primo obiettivo, diciamo grande, quello di ricostruire l'agricoltura contadina su nuove basi rispetto a quelle che conoscevamo. Ma quello è il primo obiettivo, perché se mancano le persone nelle campagne che ragionano sulla fotosintesi clorofilliana, cioè che ragionano in termini di questi cicli naturali, la cultura non c'è l'origine della cultura, perché la cultura, la più alta possibile, nasce dal rapporto diretto fra le persone con le cose, con la terra. Secondo te sarà possibile sfarmare 7 miliardi e passa di persone con l'agricoltura contadina, la biologica? Ma già adesso il 70% dell'umanità la sfama l'agricoltura contadina, biologica o non biologica, la sfamano i piccoli agricoltori, come diceva anche Francesco prima. Sono loro che sfamano gran parte. L'agricoltura industriale, che occupa molte più terre, le devasta, eccetera, ne sfama al massimo 30-40%. Quindi già questa è una dimostrazione. Però l'agricoltura contadina dei piccoli, diciamo, produttori, chiamiamoli così, è quella che è capace di produrre molto di più, non per una singola diciamo coltura, ma perché riesce a coltivare varie cose insieme, e quindi su unità di superficie è il cibo che produce. Infatti Vandana Shiva parla proprio di questo, cioè quello che conta è la produzione per ettaro di come si può dire, di prodotto alimentare. E è inseparabile l'agricoltura dal cibo e il cibo dall'agricoltura. Non si può parlare di cibo se non si parla di agricoltura. Quindi è molto importante che, come abbiamo fatto in Toscana, abbiamo fatto una ricerca universitaria da cui è venuto fuori che se si diminuisce della metà quello che si consuma in carne, la Toscana sarebbe capace di produrre cibo abbastanza per tutti gli abitanti. Però tutte queste conoscenze devono produrre degli obiettivi pratici su cui tutte le associazioni ambientaliste, i movimenti, eccetera, devono trovare un accordo unanime
e poi ognuna la porta avanti con la sua vocazione, con i suoi metodi, eccetera. Ma se non si arriva a questo, si continua a dire quello che dovrebbe essere, ma intanto le cose vanno da un'altra parte. La Comunità Europea è stata sull'agricoltura costruita male, perché è stata costruita molto tempo fa, perché è stata costruita con una specie di mini globalizzazione europea, in cui basata sull'idea del vantaggio comparativo, che se in Germania si produce meglio il latte, allora il latte lo fa la Germania, il formaggio e invece l'Italia fa, non so, le arance o cose del genere. E no, si deve basarsi sulla sovranità alimentare. Ogni paese deve puntare alla sovranità alimentare e tutti gli altri aiutarlo quando ne ha bisogno. Se si facesse questo, l'Unione Europea si potrebbe aprire ai popoli dell'Africa, a tutto il mondo. Secondo te sarà possibile recuperare questa sovranità alimentare e come, eventualmente? Allora, per me bisogna prendere delle decisioni. Il meccanismo ormai ha preso piede, no? Non è mai troppo tardi. Non è mai troppo tardi, perché la democrazia si basa sulla sovranità del popolo. Ma il popolo, per esercitare la sovranità, deve smettere per quanto possibile di delegare. Chi è nelle istituzioni, amministratore, eccetera, deve essere parte del popolo, ma il popolo deve avere la sua visione e conoscenza delle cose, in cui chi poi svolge il ruolo fa parte di questa comunità. Ma questa sovranità va costruita. Io, a livello politico, diciamo, quello che metterei sono alcuni obiettivi fondamentali per ricostruire l'agricoltura contadina. Adesso verrà presentato il 15 ottobre a Roma il nuovo Ecologist, tutto sull'agricoltura contadina, la nuova agricoltura contadina, e lì ci sono alcuni obiettivi che io ho scritto, diciamo, insieme a questa mia collaboratrice che ha lavorato, li vuoi presentare, sì, questi obiettivi? Sì, che ha lavorato 30 anni alla FAO, è questo. 1. Moltiplicare le attività ecologiche dedicando le terre agricole demaniali o pubbliche all'agroecologia, come diceva Francesco prima. A tale scopo concessi in comodato, usufrutto, affitto per periodi crescenti in base ai risultati per attività. Nel mondo rurale agroecologico l'unità produttiva di base è il podere, che è una specie di sinonimo di potere. Infatti il potere nasce dalla sovranità alimentare. Se non c'è la sovranità alimentare, non c'è potere. Siamo sempre dipendenti da chissà chi. E quindi non è l'impresa, perché l'impresa mette insieme delle cose distanti fra loro e punta a vendere. Invece il potere deve avere tutto lì, o il massimo lì, per produrre quello che conta e che va nella salute delle persone. Ricostruire il catasto rurale comprendente i terreni utilizzati in agroecologia o dedicati ad essa. Abolire l'IMU e ogni altra tassazione sulle case nelle terre dedicate all'agroecologia, eccetto quelle, il reddito agrario domenicale, no? È un assurdo. Viaggi fra Firenze e Roma e non vedi moltissime case antiche senza tetto, perché se levi il tetto non paghi l'IMU, e quindi c'è una distruzione di un patrimonio edilizio immenso, no? Aprire cantieri di lavoro per i nuovi insediamenti agroecologici, e qui farei, come dice, il reddito non di cittadinanza ma di contadinanza, perché non si può pretendere un abbandono totale di tutto questo mondo, no, e che poi si ricomincia così sulle nostre tasche. E chi si mantiene in questo modo? Poi istituire un fondo di microprestiti a bassi interessi, questi sono i dettagli. Poi istituire lo status di esercente un mestiere senza impresa ai piccoli artigiani a bassa tecnologia nelle zone marginali, di colline di montagna, esenzione, poi ecco un'altra cosa fondamentale,
il riconoscimento ai contadini agroecologici del diritto all'analfabetismo burocratico e digitale. Questo è un diritto fondamentale dell'uomo. Molto in linea con l'articolo 3 della Costituzione. Esattamente, perché se tutti siamo uguali, non solo di fronte alla legge, ma come significato e dignità di persona, indipendente dalla lingua, dalla razza, dalla religione e via dicendo, ecco, ma non è che puoi pretendere che una persona che parla con l'universo deve ridurre tutto questo alla burocrazia e alla... Ecco, ci sono i burocrati che lo facciano al servizio, se ce n'è bisogno, di chi fa l'agroecologia. Ecco, io ho messo solo... Ho segnato solo questi, ho detto solo questi punti perché per far capire che ci sono delle cose precise che vanno, a cui bisogna mirare. Alcune possono essere già applicate, ci sono alcuni comuni, per esempio, io so che c'è stata una serie di scontri, anche alcuni sindaci hanno dovuto subire il giudizio negativo del TAR, eccetera, quando hanno vietato l'uso di determinate sostanze diserbanti o cose del genere. E poi hanno magari vinto dopo, però sono delle cose che hanno cominciato a farle. Ora nel prossimo Ecology ci saranno questi casi, ecco, quindi questo, però mi sembra l'obiettivo fondamentale sia di far riaprire il mondo diciamo dell'agricoltura contadina, la nuova agricoltura contadina, sulle basi che diceva anche Francesco, diciamo dell'agroecologia. E questo è il primo tema ispirato alla prima opera di misericordia corporale, dar da mangiare agli affamati. Okay? Poi abbiamo dar da bere agli assetati, e qui si parla di acqua. Cioè, per un'umanità che va su Marte a cercare l'acqua, no? Sembra quasi un paradosso, non riusciamo a far fiorire il deserto, no? Come si potrebbe rinverdire il Sahara, per esempio? Tu hai qualche idea? Come far fiorire e portare l'acqua laddove sta venendo a mancare, no? Attraverso quali politiche noi, mondo occidentale, possiamo, con una politica dal basso, non dimenticarci degli ultimi, di quelli che questo bene primario è esauribile, sappiamo benissimo. Ecco, portaci dentro il problema dell'acqua. Come lo vedi? Allora, io penso che sia molto importante cominciare da casa nostra, no? Fukuoka ha fatto un viaggio nel Sahara. Fukuoka è questo, ora non c'è più, ma insomma è stato un giapponese che ha lanciato dei messaggi molto importanti in tutto il mondo ecologista, eccetera. E lui, osservando diciamo tutta la conformazione del territorio, ci sono ancora dei fiumi nascosti sotto a quelli che erano tempi antichissimi i fiumi, e quindi da lì c'è tutta una serie, ma ci sono delle associazioni, dei gruppi anche francesi e di altri che hanno iniziato questo percorso. Però voglio fare un altro accenno, soprattutto nelle zone più che si stanno desertificando, vicino alle zone più desertiche, l'elemento pascolo è molto importante, perché fatto in una maniera giusta, cioè passare sul terreno in maniera razionale dopo un certo tempo, è essenziale il pascolo, perché oltre a lasciare diciamo a mordere, ma a mangiare diciamo quel poco di vegetazione che c'è, questa vegetazione poi ributta e poi lasciano le loro deiezioni, cioè con gli zoccoli non fanno in modo che non ci sia interruzione fra la superficie, quindi c'è tutto un movimento in questo senso.
E questo vale anche da noi, la accennava prima, che qui è importante il pascolo secondo certi criteri, perché questo. Il fatto dell'acqua, di cominciare da casa nostra. Gli alberi sono molto importanti, ma anche la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, per esempio. E perché i corsi d'acqua sono un po' il sintomo di come l'acqua viene gestita intorno, nelle case, nei luoghi di lavoro. Ecco, allora l'acqua che scorre nei nostri corsi d'acqua ci indica, o che non scorre, ma ci indica cosa dovremmo fare. Allora, a suo tempo pensavo ci fosse una piccola cooperativa di giovani o meno giovani che aiutano le famiglie a dire: guarda, tu stai scaricando questo tipo di acqua, potremmo migliorare. E allora dargli aiuti per migliorare. Cosa sono? Fosse biologiche. C'è chi, per esempio, in Finlandia c'è la più grossa fiera mondiale dei gabinetti senza sciacquone, che sono, diciamo, degli avanzamenti in questa direzione, per non trasformare, diciamo, cioè in fondo uno spreco di acqua potabile. Noi siamo l'unico mammifero che fa i suoi bisogni nell'acqua potabile, no? Ecco, quindi ci sono tante nuove invenzioni che si possono cominciare a attuare. Alcune famiglie che sono più avanti possono cercare di attuarle, altre poi cominciano a vedere, c'è tutta una serie ma deve iniziare questa specie di università popolare che ha questo obiettivo, di trasformare la nostra vita in modo che sia positiva per l'ambiente, che sviluppi vitalità e sviluppi fertilità. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo lo sviluppo, il progresso della fertilità, lo sviluppo della fertilità. Questo è, non so. E noi qui a Serramanna abbiamo un terreno fertilissimo, dovuto anche alla confluenza di due fiumi, il Rio Manno e il Rio Leni, che viene dalle montagne di Villacidro. Ha reso questa piana un Eldorado proprio, no? E quindi il concetto sarebbe, se non ho capito male, quello di valorizzare l'acqua che già c'è, che abbiamo, no? Nel fiume, nel nostro sottosuolo, e esserne anche meritevoli in un certo senso, non sprecandola. E vuol dire che io come insegnante mi impegnerò a parlare di acqua, oltre che di plastica, ma anche di suolo. Ecco, io so che tu hai conosciuto la Pira, Don Milani, questi mostri sacri del bene comune, no? Don Milani no, la Pira sì, Don Milani no, anche se il suo, diciamo, era il mio parroco, ma non mi è capitato di conoscere Don Milani, però l'ho conosciuto dopo che è morto, perché subito dopo, insomma, che ha cominciato, ha avuto più influenza lui di molti altri, insomma, su di me. Però so che nel tuo DNA filosofico c'è il suo pensiero. E lui ha pronunciato una frase: fare parti uguali fra diseguali è la più grande ingiustizia che possa capitare all'umanità. Ce la vuoi spiegare dal tuo punto di vista? Parti uguali fra disuguali. Sì, un po' di accenno l'ho fatto in questo discorso di un codice apposta per l'agricoltura contadina, perché se si fa oggi tutte le leggi che riguardano l'agricoltura sono fatte quasi tutte su misura dell'agricoltura industriale. Io vi porterei la testimonianza di un agricoltore biologico, un piccolo agricoltore biologico mio amico, della tortura che lui deve subire ogni giorno per continuare il suo lavoro. Quindi è la peggiore ingiustizia. Quindi fare un codice di leggi solo per l'agricoltura contadina è essenziale per questo. Questo è l'esempio, perché quando, diciamo, fai le leggi per i ricchi, no? Don Milani diceva un'altra cosa: i poveri fanno la lingua e i ricchi fanno le regole di grammatica, no? Io vengo dalla classe dei ricchi, diciamo. Per me è ancora difficile liberarmi dalle regole di grammatica. Ecco. Però in effetti
lo vedo con l'esempio dell'agricoltura contadina. I pochissimi contadini rimasti sono torturati ogni giorno con la burocrazia che devono riempire. Praticamente se smettono sono tutti contenti, perché una società così, quindi è logico che è così, no? Come sta andando il mondo adesso, in questo momento, si vede che aumentano le ricchezze dei ricchi, dei super ricchi, e diminuiscono quelle dei poveri o anche delle classi medie. Quindi vuol dire che le leggi, i governi non fanno il loro mestiere, gli stati non fanno il loro mestiere, perché gli stati dovrebbero essere al di sopra di chiunque, no? E quindi fare servire il bene comune. Quindi mi sembra, forse c'è chi è più bravo di me che può spiegare la differenza. Hai spiegato bene, ti ringrazio anzi per la concretezza. Potrei farti un'altra domanda. Nel libro scrivi: prima del virus, forse la rigenerazione del bene comune era più difficile. L'umanità non prende mai una nuova strada quando la vecchia è comoda e battuta. Solo un masso che impedisce di procedere può far cambiare rotta. In che senso il limite scatena la creatività? In che senso anche un virus, una pandemia può essere visto come un'opportunità? A Firenze abbiamo un detto tradizionale che contiene in sé tutte le leggi dell'economia, ed è: bisognino fa trottare la vecchia. Va bene? E in questo trottare c'è tutto, perché in questo trottare, tu pensa, lo stesso Brunelleschi, che ha fatto una cupola che ancora oggi si domandano come è stata fatta, partiva da un fattore limitante, che Arnolfo aveva lasciato un tamburo così alto che nessuno sapeva come fare a coprirlo. Anche quello era un fattore limitante. Più ne aveva tanti altri di fattori limitanti, perché cercava di prendere le materie prime il più vicino possibile e via dicendo. È il fattore limitante che moltiplica il genio. Abbiamo la plastica, come facciamo a sostituirla? Chi è che si pone questo problema come ricercatore, scienziato, sperimentatore, tutto quello che vuoi? Andiamo a cercarlo. Cioè, le domande sono l'inizio di un percorso. Oggi abbiamo un masso che è diventato ancora più pesante, perché non c'è solo la pandemia, adesso c'è la guerra e le sue conseguenze che non sappiamo quali saranno fino in fondo. Adesso continuiamo a vivere più o meno sulle ali della speranza di quando c'era il Covid. Adesso è finito, no? E quindi torniamo come prima. Ecco, però questo masso invece sta diventando più forte. Allora dobbiamo tutti svegliarci, non possiamo più addormentarci al supermercato. Ecco, uno dei punti che non ho letto qui è che uno degli obiettivi fino al 63 o all'82, non mi ricordo esattamente la data quando è stata fatta le nuove leggi sull'agricoltura e soprattutto l'igiene, eccetera, eccetera, per secoli la vendita diretta dei prodotti che producevi tu sulla tua terra, anche su tutto il territorio nazionale, la vendita diretta non era considerata attività commerciale, e non è attività commerciale, ma anche la vendita a un negozio che poi vende, non al commercio con la C maiuscola, non era attività commerciale, così deve tornare a essere. Capito? Cioè, non era tanto baratto, perché anche se vendi per denaro, però tu vai in piazza, al mercato, vendi il tuo prodotto di cui sei garante, lo vendi a chi compra, o lo viene a comprare da te, oppure lo vendi a un negozio che vende il prodotto di quello lì. Quindi è tutto, umano, diretto. Non è attività commerciale. Questo è un punto, ora mi preme talmente che ho perso anche il filo con il discorso precedente, con la domanda precedente. Ti ci riporto io subito, Sì, ecco, perché vedo
nei tuoi occhi che brillano lo stesso entusiasmo di mio padre, di cui condividi l'età. Fare di ogni limite una risorsa, questo vi accomuna tantissimo, ed è forse il messaggio più grande che io mi sto portando dietro stasera. Io ho saputo che l'ultima volta che sei venuto in Sardegna è stato nel 75, perché avevi il sogno di fare il Giro d'Italia a piedi, giusto? E questo ci accomuna, che anche a me piace girare un po' in modo ecologico. Però ti è successo un incidente, giusto? E non ti sei perso d'animo. Dopo quell'incidente stradale, la protesi, non hai perso il tuo sogno, quello di continuare a girare, ma in groppa ad una mula che hai trovato qui, no? In Sardegna. Raccontaci un po' questo aneddoto che mi sembrava interessante, anche per portare a casa qualcosa del tuo spirito. Beh, questo era un sogno che avevo prima, perché i viaggi che si fanno in treno, in macchina, eccetera, sono completamente diversi dai viaggi che si fanno a piedi o anche in bicicletta come fai te o così. Soprattutto a piedi si passano per dei posti che manco sanno di essere su un percorso, non so, ci sono i percorsi del CAI per esempio e sono un'altra cosa, ma io questa esperienza non ho potuto farla come avrei voluto, proprio in quegli anni, perché poi sono gli anni, insomma, i 20 anni in cui insomma si va alla scoperta, no? Niente, allora, dato che non potevo più camminare o quasi, allora ho detto, beh, facciamolo con un'asina. E siccome c'era qui un pastore che aveva problemi di gambe, che faceva il pastore di mucche, gli ho detto, beh, mi cerchi un'asina anche per me, e così la trovai e me la portai a casa. Poi questa produsse un'altra asinella e quindi ne avevo due. E fu con la figlia poi che fece il viaggio più grosso, con la madre e la figlia insieme andai appunto a Barbiana, insomma era un altro modo, perché poi si incontravano le persone viaggiando. C'erano dei contatti molto, anche se io sono sempre stato tendenzialmente, le persone le incontravo su cose familiari oppure interessi particolari, eccetera, se no la mia famiglia mi era sempre teso a tenere lontano, diciamo. Poi fu l'alluvione che mi mise in contatto col popolo fiorentino, e allora io che sognavo di andare in America a Berkeley perché c'era il movimento, no, che poi era nato il movimento studentesco in America, io cercavo quello. Quindi infatti nel mio libro precedente, quello della rivoluzione integrale, comincia proprio da quei movimenti lì, dalle idee che poi hanno continuato a proseguire fino oltre alla canzone di Bertoli, diciamo, perché quelle erano le idee di rifiuto, di diventare diciamo, una rotella in una macchina industriale di cui l'essere umano poi non conta più niente. E questa, ecco, che rimane un ingranaggio. Ecco, in fondo in questo bisogno di libertà c'è anche il seme di quello che vorrei che nascesse adesso, per cui ci si mettesse d'accordo tutti i movimenti, le associazioni, eccetera, sull'obiettivo della rinascita dell'agricoltura contadina, il quale ovviamente ci troverà contro l'agricoltura industriale e imprenditoriale. Beh, va messo in conto questo. Che coltiva il mais per farne un carburante. Beh, che non si preoccupa di cui, basta vendere, no? E questo è l'obiettivo, di vendere per soldi, perché poi ce la fa sempre meno, quindi sono sempre più aziende che spariscono, quindi c'è anche quell'elemento lì. Quindi, mentre invece nell'agricoltura contadina io ho l'esempio appunto di questo mio amico che ha ridotto, diciamo, prima era un'azienda molto più grande e per salvarsi ha rinunciato, ha fatto un'azienda molto più piccola ma biologica. Bene, grazie. Avrei voluto fare un'altra domanda sull'asilo del bosco, da pedagogista, come prospettiva. Forse non tutti sanno che negli anni 80, 90,
Nel 2000? Sì. Addirittura, ecco, perché tra le tante cose che ho trovato di te c'era anche questa che mi ha colpito, dell'asilo nel bosco. Noi sappiamo che abbiamo anche un re ecologista oramai, Re Carlo, che Sì. ha tanti progetti. Dei suoi obiettivi mi ha colpito in particolare la proposta che lui fa da un punto di vista pedagogico per educare le nuove generazioni a quello che anche Giuseppe De Sim, Paese d'Ombre, ci riporta, un grande messaggio ecologico. Ecco. Oppure Gramsci che parlava con la montagna, con il suo topolino. Tra le lettere che ha scritto ai figli dal carcere c'è il topolino che promette alla montagna che avrebbe educato le nuove generazioni a una visione ecologica, quella che ci hai dato tu. Ecco, parlaci un pochino di questa, così a volo d'uccello, di queste prospettive educative che ci aspettano nei prossimi anni. No, la cosa è cominciata perché portavo mia figlia all'asilo montessoriano che non aveva nemmeno un giardino e vivevo in campagna, partivo la mattina e la portavo in questo posto e lei diceva ma guarda che io imparo di più a casa che non qui. E in effetti fare tutta sta strada per portarla perché era montessoriano eccetera, dico beh. E allora la cosa è nata perché i bambini spesso vengono cresciuti in delle classi chiuse, eccetera, e poi hanno difficoltà perché poi le madri naturalmente hanno subito paura che si facciano male, eccetera, eccetera, hanno poi difficoltà a salire sugli alberi, a camminare nella campagna, eccetera. Allora avevo saputo che in Danimarca era nato questo movimento degli asili della scuola nel bosco. E allora con altre mamme, eccetera, si è iniziato questa iniziativa, che poi è diventata sempre più grande, poi se ne sono create delle altre in Italia. Ora però, diciamo, la cosa importante è influire sulla scuola in generale. E io adesso sto traducendo, insomma, ho finito, ma dobbiamo metterlo in stampa, questo libro ispirato al libro del ora re Principe Carlo che era intitolato Armonia e riguardava un po' l'armonia della natura un po' in tutto l'insieme. E c'è stato un amico che adesso è responsabile di questo settore pedagogico della fondazione del Principe Carlo, il quale ha scritto, lui insegnante, anzi preside di una scuola elementare, anche abbastanza grande, ha cominciato a metterlo in pratica e poi ha fatto un libro, l'educazione, un libro per insegnanti, l'educazione non solo all'elementare ma fino al liceo attraverso la natura, quindi insegnando che non so, dalla sequenza di Fibonacci che si ritrova in in molte forme naturali, alle forme geometriche, addirittura questi bambini in alcuni casi l'hanno portati perfino al Polo Sud a vedere cosa stava succedendo e poi a metterli a coltivare, cosa succede in ogni stagione. Quindi, e anche collegandolo alla letteratura, alla storia, alla matematica, tutta la parte che riguarda, in modo che crescano con questa consapevolezza che poi in qualche modo li aiuta a trovare la loro strada in un cambiamento totale che abbiamo davanti. La transizione ecologica è una rivoluzione molto più profonda, molto più grande delle rivoluzioni a cui siamo stati abituati nell'Ottocento, nel Novecento. Bene, mi piace questo concetto di scuola con il quale chiudiamo. Ringraziamo Giannozzo Pucci. Do la parola ad Erika. Grazie mille. Invito Veronica e Giovanni per la consegna del pensiero. Ora cedo la parola a Francesco, così vi spiegherà in 2 parole
l'opera realizzata durante questa serata da Noemi Ligi e poi procederemo con alcune indicazioni. Buonasera a tutti. Oggi l'argomento che si è trattato, secondo me, Noemi con quest'opera esplicitamente rappresenta il concetto appunto di madre terra che piange appunto il suo pianeta, perché non sono tanto quelli, cioè quando ero piccolo qualche anno fa sono sempre stato abituato a sentir dire i danni a lungo termine del veramente dei cambiamenti climatici che stiamo subendo per colpa della presenza dell'essere umano sempre più pesante, soprattutto nell'utilizzo dei carburanti fossili o comunque tutte quelle risorse che stanno un po' succhiando il sangue della terra. Noemi oggi ha espresso questo. Essendo l'ultima giornata abbiamo portato tutti i lavori di tutti gli artisti, me compreso, che hanno partecipato a questo evento, in cui siamo onorati e veramente felici poi anche del riscontro e delle persone che hanno partecipato e hanno fatto in modo che questa cosa diventi sempre più grande quest'anno e speriamo l'anno prossimo lo sia ancora di più. Vi lascio, passo la parola a Giuseppe, buon proseguimento di serata e grazie a tutti. Sarò brevissimo. La prima cosa che voglio dire, poi casomai Erika se vuole approfondirà, è che tutti gli interventi di quest'anno per il Festival Strangius si potranno vedere nei canali YouTube e nei canali del festival, anche grazie alla bellissima diretta che hanno fatto i ragazzi Alex, Davide Bazzella, che oggi non c'è ma essendo un essere surreale è sempre presente, e grazie anche all'organizzazione informatica di Deborah Succa, a cui darei davvero un applauso perché merita veramente, hanno curato le grafiche, hanno fatto tutto. Io però volevo intervenire invece su questa nuova intrusione degli artisti, intrusione soprattutto perché c'è Francesco Virdis, intrusione degli artisti all'interno di Strangius, che secondo me era una cosa che mancava davvero importante. Serramanna è un paese di artisti, lo è sempre stato, ha avuto una grande tradizione anche muralistica, e oggi ecco c'era la continuità. Infatti nel quadro di Noemi vedo, oltre la bellezza, l'importanza dell'opera, anche la sopportazione, perché dipingere con il padre a fianco per 2 ore, anzi guarda, hai tutta la nostra E invece voglio ricordare anche che abbiamo iniziato con Luisa, la vecchiaia ormai non ho più memoria quindi mi sono scritto, Luisa Irene Serpi, che nella prima giornata dei colori del rifiuto ha fatto un'opera bellissima, si possono vedere tutte e 4. Sebastiano Pugedo, che nei Ribelli ha ripreso in piccolo nel suo stile, che è anche quello del tatuatore, il ribelle di Tiananmen, quello di Francesco Virdis, non è il caso di discuterne, no, questa opera bellissima a 2 facce, come quasi un'idra, bellissima, e Giuseppe Todde con questa sua sospensione dei volti il giorno in cui abbiamo avuto Salvatore Moritu. Ringrazio tutti, devo dire che personalmente mai come in questa quinta edizione da direttore artistico sono soddisfatto, soprattutto perché abbiamo trovato una bravissima che fa le cose che io e Guido facevamo male, quindi grazie a tutti. Guarda, non te la scampi, tanto nei miei ringraziamenti verrai citato insieme a Guido. Comunque adesso darei prima la parola all'assessore alla cultura e alle politiche giovanili e poi chiuderemo e vi svelerò anche qual è il vincitore tra i temi per la prossima edizione. Grazie. Stasera si conclude questa quinta edizione del festival. Oggi ci sono stati grandi spunti di riflessione all'azione, soprattutto per noi amministratori, ma soprattutto anche per tutti noi cittadini di Serramanna. 5 giornate di cultura, di grande cultura. Abbiamo scoperto
diversi mondi, abbiamo scoperto diversi mondi dal punto di vista dei protagonisti, quindi è stata veramente una grande scoperta. Per me è stato molto interessante partecipare a questo festival, soprattutto dalla parte dell'organizzazione. Quindi ho assistito veramente a quello che c'è dietro questo festival, soprattutto alle persone che lavorano e che hanno lavorato per questo festival, che sono tantissime. L'attività è iniziata sabato scorso con l'apertura delle mostre, dove insomma c'è stato il coinvolgimento di alcune associazioni locali, tra cui l'Associazione Tradizioni Popolari, che ha allestito una mostra. Ci sono stati insomma tutta una serie di artisti che sono stati coinvolti nell'allestimento di queste mostre, e c'è stata un'associazione che in questa settimana, l'associazione Il Pungolo, che ha curato la presenza e quindi l'apertura di queste mostre. L'elenco è lunghissimo, insomma, l'elenco delle persone da ringraziare è veramente lungo, e qualcuno stamattina ha avuto la cortezza di inviarmelo proprio per non dimenticare nessuno. Quindi abbiate pazienza, però nei prossimi 2-3 minuti leggerò tutti i nomi delle persone che veramente hanno permesso la realizzazione di questo festival, e leggo proprio insomma dall'elenco, seguo l'elenco che mi hanno inviato. Quindi parto da Giuseppe Mannias, che è il direttore artistico di questo festival, Deborah Succa, la responsabile della comunicazione, Luca Crippa, che ha curato le grafiche del festival, Enrico Gallus, che è la libreria partner ufficiale sempre di questo festival, e Unica Radio, il media partner ufficiale. Ringraziamo poi i proprietari delle case. Il festival, come tutti sapete, è un festival itinerante. Ringraziamo quindi Paola Abis, Martina Allasio, Francesca Pacini e Alessio Onnis, che hanno aperto le loro case e ci hanno ospitato. Gli artisti che abbiamo già citati, però ancora una volta li voglio citare: Noemi Ligi, Francesco Virdis, Giuseppe Todde, Sebastiano Pugeddu, Luisinene Serpi, che insomma è un'attività che abbiamo introdotto in questa versione, in questo quinta festival. Gli autori, Marina Puzzolo, gli autori dei premi, quindi Marina Puzzolo, Silvia Concas e Lucio Fanti e Luciano Ligi. I coordinatori delle serate, la coordinatrice delle serate, Erika Meloni. Scusate, ma si è spento, è troppo lungo forse, però sto per terminare. Allora, dicevo, Erika Meloni, l'addetti al servizio streaming, quindi Davide Bazzella e Alex Sibba, l'addetto audio Luca Meloni, le addette ai trasporti, allestimenti Nicola Serra, Marco Ortu, Salvatore Azzori, Nicola Porceddu, l'addetta all'accoglienza Valeria Melis, Roberta Pisano, Federica Spiga, l'addetta all'accompagnamento degli ospiti Elisabetta Concas, la bibliotecaria, quindi la biblioteca di Serramanna, e coordinatori delle presentazioni, importantissimi, tutti di Serramanna, quasi tutti di Serramanna: Federico Serratore, Francesco Guerreschi, Elisa Carboni, Andrea Cossu, Marino Carcangiu, Ilaria Piras, Maria Francesca Chia, Maria Grazia Cossu, Maria Grazia Medda, Deborah Succa, Walter Secci e Alessio Onnis, che ha fatto l'ultima presentazione. L'allestimento delle mostre, come dicevo prima, che le 2 mostre al Monte Granatico e alla Società Operaia sono state a cura di Mario Podda. L'associazione della terra cruda, che si è occupata dell'organizzazione generale di questo festival, l'associazione Tradizioni Popolari, l'associazione Il Pungolo, l'associazione Kairos, l'associazione Giuseppe Verdi e l'associazione
alla Società Operaia, all'Associazione Anni d'Argento e lo Special Team della Polisportiva Atletica. Ringraziamo poi tutte le scuole che ci hanno ospitato. Insomma, questo momento nelle scuole credo che sia uno dei momenti più importanti del festival. Nessuno ha avuto modo di vederlo, però vi assicuro che è stato un grande successo per il festival. L'ultima persona da ringraziare, ci tengo moltissimo, è il mio predecessore, è Guido Carcangiu, che mi ha permesso di entrare nello spirito di questo festival e mi ha permesso insomma di conoscere questo festival. Non è facile entrare in un gruppo che da 5 anni sta lavorando e ha lavorato per la realizzazione di questo festival che è stato pensato, creato e sostenuto da Guido Carcangiu. Io spero insomma di dare, mi auguro e lo farò sicuramente, di dare continuità a questo festival e speriamo insomma di continuare a lavorare sempre con le persone che fanno parte di questo grande gruppo e cercare insomma per la 6ª edizione di fare qualcosa di più e di portare delle innovazioni. Grazie a tutti. Naturalmente per finire ringrazio tutti i miei colleghi dell'amministrazione comunale, a partire dal sindaco, dai vari assessori che mi hanno sostenuto durante questo ultimo mese e insomma hanno permesso che riuscissimo veramente a realizzare questo festival, e anche gli uffici del nostro comune, quindi tutte le persone che poi hanno fatto modo che insomma tutte le pratiche andassero diciamo con la velocità giusta, in maniera tale da fare tutto quanto. Quindi grazie a tutti e l'appuntamento naturalmente per il prossimo anno. Grazie. Grazie Giovanni. Aggiungerei alla coda anche Don Pes, che questa sera ci ha ospitati nel suo spazio, e anche il nostro fotografo ufficiale Beniamino Pillitto. Ora, prima di concludere, volevo citare un'ultima volta i versi che hanno ispirato questa edizione, quindi ve li rileggerò. Poi vi chiederò se sarete disponibili per fare un selfie per testimoniare la vostra presenza calorosa, da poter aggiungere poi al nostro canale social, e vi svelerò il tema per la prossima edizione. Nei rifiuti del mondo nasce un nuovo mondo. Nascono leggi nuove dove non c'è più legge. Nasce un nuovo onore dove onore è il disonore. Nascono potenze e nobiltà feroci nei mucchi di tuguri, nei luoghi sconfinati dove credi che la città finisca e dove invece ricomincia, nemica, ricomincia per migliaia di volte, con ponti e labirinti, cantieri e sterri, dietro mareggiate di grattacieli che coprono interi orizzonti. Pubblicate per la prima volta nel 1961, le poesie di La religione del mio tempo raccontano in versi un'intera società in fermento, riuscendo così a mettere poeticamente in azione l'incontenibile passione civile, l'insaziabile fame di vita e l'irresistibile desiderio di capire e sentire. Versi le cui parole al centenario della nascita dell'autore, Pierpaolo Pasolini, sono stati fonte di ispirazione per la riuscita di questa 5ª edizione. Noi, testimoni del nostro tempo, siamo stati inevitabilmente traghettati verso l'ignoto e nel passare oltre, al diverso, al ribelle, al colore, i privilegiati non possiamo che essere noi ospiti e spettatori di coraggiose e perseveranti personalità. Perciò, grazie a Giuseppe Manias, impareggiabile direttore artistico del Festival Internazionale della Letteratura Autobiografica Strangius. Per aver imbastito con sensibilità e maestria ordito e trama così autentici e liberi, valorizzati dalle preziose testimonianze degli autori scelti. E grazie a Guido Carcangiu per avermi ceduto il testimone ed essere così la front woman di questa quinta splendida giornata.
Ora vi chiedo di avvicinarvi così scattiamo questo selfie e poi dopo vi svelo il tema. State fermi, stare fermi.